Buonasera amici di Rugby House, buon pomeriggio. Beh, noi siamo già in campo. Voi che fate? Venite? Certo che dovete venire. Sabato, non domenica, attenzione, sabato alle ore 18, gara 1 di semifinale fra FMCZ Rugby Rovigo Delta e Petrarca Padova. Insomma, una partita qualsiasi, direi, no? Non credo proprio. Ne parleremo oggi all'interno di questa puntata che apre i playoff con 3 protagonisti. Uno è un protagonista importante, di mischia, pietrangolare di quello che è il nostro pacchetto. Ciao George Jacob. Buonasera. E noi dovevamo avere anche un contraltare dall'altra parte dell'Adige, no? È un amico, per cui lo invitiamo spesso, lui credo venga anche con piacere. Simone Varotto il mattino. Buonasera a tutti. E per bilanciare il tutto avevamo bisogno di una persona autentica che sapesse di rugby, per cui Antonio Romeo, benvenuto. Ciao a tutti, buonasera. Allora George, partiamo da te. Siamo reduci dalla sconfitta di Viadana, spendiamo qualche parola su questa partita che insomma ha visto Rovigo soccombere allo Zaffanella. C'è poco da dire, diciamo che è stata affrontata proprio male dall'inizio, dai primi minuti, infatti subito siamo partiti con un calcio di punizione e lì siamo un po' andati giù di testa, poi è andato un po' bene in mischia e dopo niente di che, l'abbiamo proprio affrontata male dall'inizio alla fine. Tra l'altro da un punto di vista del territorio siamo arrivati pochissimo nella loro metacampo, a parte la meta, quella di Mischia, che era comunque propiziata da una bella azione con in avanti di Parker, poca presenza anche nella metacampo del Viadana. Sì, dovevamo calciare di più dalla nostra metacampo verso di loro e mettere un po' più pressione sui calci alti che non abbiamo fatto. Abbiamo provato a giocare dai nostri 22 e non siamo riusciti a fare niente di che. Ecco, tra l'altro la domanda che ci si pone un po' in generale, dice ok, sconfitta in casa con le Fiamme Oro, perdiamo Viadana, un po' tutti stiamo aspettando i playoff, adesso siamo nei playoff. Questa diciamo che non è una semifinale, però è una finale più che altro, perché forse è la squadra più forte del campionato, forse più forte anche del Calvisano, perciò sarà molto molto difficile. E la dobbiamo proprio affrontare come la partita e poi la seconda semifinale, di nuovo un'altra finale. Ok, allora Simone, tu stai sorridendo sotto la barba, voglio dire, Petrarca arriva, ok, sconfitta con Calvisano, tra l'altro una partita un po' particolare, insomma c'era poco in palio, vittoria di Calvisano che ha sfruttato al massimo le occasioni che ha avuto, non è che abbia dominato, ecco. La domanda all'inizio era chi schiereranno, cioè metteranno le squadre che poi andranno a ritrovarsi ai playoff in un'ipotetica finale o daranno un po' di spazio al turnover. Calvisano l'ha fatto anche con intelligenza, devo dire, perché i giovani che hanno giocato a partire da Dalzilio 15, tanta roba, quando gli si lascia spazio sanno cosa fare e non a caso hanno pulito il Petrarca 2 volte su ingenuità, proprio erroracci, e li hanno puniti con la meta, con quello hanno preso largo. Per il resto il Petrarca ha schierato un buon 15, gli mancava Conforti, Nicora per degli infortuni che vedremo se saranno superati in tempo, però aveva un 15 ottimo e devo dire per la prima mezz'ora è stato padrone, signore in campo, tanta pressione, Calvisano non ha mai avuto spazio, poi alle prime crepe, insomma, Calvisano ha fatto sua la partita. Da grande squadra, quando c'è l'occasione. Decisamente. Punisce. Tra l'altro ho avuto la possibilità di fare una breve intervista a Conor O'Shea, che era in tribuna con De Carli, ed elogiava, insomma, il gioco di Brunello, che esprime molto bene Calvisano. Sì, tra l'altro anche nelle convocazioni per il tour estivo, le pre-convocazioni, premiatissimo il Calvisano ovviamente per quelle che sono le proprie qualità a livello proprio di giocatori e di effettivi. Antonio, tu hai visto praticamente tutte e 2 le partite, sia Petrarca Calvisano che Viadana Rovigo. Una sensazione a livello generale? Da cosa partiamo? Scegli tu. Vabbè, su Viadana Rovigo diciamo che George alla fine ha dato, secondo me, la spiegazione migliore, ovviamente essendo stato uno dei protagonisti. Per quello che posso dire io, in funzione di quello che potrà essere la gara 1 di semifinale, credo che se Rovigo sistema un po' la rimessa laterale e, come diceva anche lui, usa un po' più il piede, quindi diciamo giochiamo un po' più chiuso, per me può seriamente mettere in difficoltà il Petrarca che ha un buon piano di gioco, ma sono molto ancorati al piano di gioco, nel senso che secondo me fanno un po'
fatica nel leggere, nel decision making, nel momento proprio dove si può cambiare qualcosa, sono forse ancora troppo ancorati al loro piano di gioco, di conseguenza tante cose secondo me vengono sprecate. Fa tanto volume Petrarca, ma non conclude come crea, diciamo. Questa è l'idea che mi sono fatto dopo aver visto le due partite sabato sera e domenica, insomma. Ecco, tra l'altro sia George che Simone annuivano mentre tu parlavi, quindi siete d'accordo su quello? Io sì, sono molto d'accordo. Ecco, Simone, tu che poi la vivi in prima persona la cosa. Sì, io insomma le ho viste tutte quest'anno, almeno quelle in casa e anche insomma qui il derby qui al Battaglini. Devo dire che il Petrarca raramente ha saputo interpretare nello spazio libero. Quando c'è riuscito l'ha fatto anche molto bene, però magari contro avversari un po' di rango inferiore oppure legato all'estero di qualche giocatore che ha il numero, Sua, Nicora, Fadalti, gente che può inventare, anche Ragusi, insomma. Però ecco, si trova più a suo agio quando il piano di gioco fila, quando la manovra non subisce interruzioni. Caldisano a un certo punto ha saputo mettere degli interrogativi e il Petrarca si è un po' perso, devo dire la verità, ha anche cercato molto la soluzione personale, probabilmente non è stata la migliore interpretazione, direi che probabilmente fa proprio poco testo la partita col Calvisano. In altre occasioni, per esempio a San Donà, insomma, quello che stiamo dicendo direi che è più che confermato. La mia impressione è che comunque insomma ci credano, non siano per niente, no? Come dire, abbacchiati dall'ultima sconfitta. Certo, forse è un bene che sia arrivata adesso, giusto per capire che Calvisano ha ancora carte da mettere in campo e si è presentato insomma con proprio la targa di quella che non farà sconti. Ecco Giorgio, tra l'altro tu da ex, perché sei il primo anno a Rovigo, hai fatto 2 anni a Padova col Petrarca, ti stai sentendo con qualcuno? Nel senso di tuoi ex compagni? No, assolutamente no. Cerco proprio di evitare adesso. Normalmente sì, con qualcuno mi sento. Tipo con chi ti senti? Con chi hai mantenuto i rapporti? Ma un po' con i Piloni, con Acosta, così. Poi anche con Federico Conforti, a volte ci sentiamo, mi fa sempre piacere. Però questa settimana è un po' particolare, no? No, questa settimana non... Guarda, sono tesissimo perché è giusto anche esserlo. Però mi piace sta sfida, mi piace che c'hanno anche una sorpresa per me da quanto ho capito. Ah sì? Sì, non so quale sia. Oh, interessante, una sorpresa per George Jacob. Allora, noi cerchiamo di investigare, visto che abbiamo Simone Varrotto che sa tutto del Petrarca. Prima però facciamo un passo indietro e andiamo a vedere gli highlights della partita giocata allo Zaffanella della Femici Z Rugby Rovigo Delta contro il Viadana. Buon pomeriggio amici sportivi, benvenuti allo Zaffanella di Viadana per l'ultimo turno del campionato d'eccellenza regular season. Rugby Viadana ospita la Femici Z Rugby Rovigo Delta. L'Aquilano, buon ritmo del Viadana, ancora dentro, offload molto bene per Scalvi. Setup centrale, Marco Frati ancora, va a scaricare per Thompson, possibilità di drop, vediamo se la mette, prima 3 punti con Appley che scarica su Stefan Basson, la corsa di Stefan Basson, Thompson a chiudere, buon movimento di gambe dell'argentino che lascia sul posto Basson, qui Viadana che ricomincia con i propri avanti, ma sin dalle prime battute sta prendendo il largo, Stefan Basson, calcio di punizione, bandierine su 3 pari, ormai uno dei mediani della nazionale italiana, oltre che della Benetton Treviso. Keanu Appley, la presa, in realtà lui lo vuole giocare velocemente, e erroraccio di Keanu Appley, un'esecuzione molto semplice per l'argentino che non sbaglia, per cui in realtà c'è un problema sempre in questa stabilità, per cui calcio di seconda, Grigolon non aspetta e non perde tempo, parte lui, il ball carrier viadanese, a sfidare la difesa rossoblù, Appenander, la corsa di Brex, ancora l'argentino, perde l'ovale, Denis Majstorovic ritorna sui suoi piedi, cambia ancora idea, Stefan Basson fuori dai 22, il calcio, però tutto fermo perché c'è una partenza in fuorigioco di Brex. Il folletto di Ceres prende la rincorsa, impatta sull'ovale che finisce
proprio in Italia. La pressione su Edo Ruffolo, è stato buono l'impatto, presenta l'ovale Ruffolo, pallone a Ricky Loro, oh, eccolo Ormson serenamente in mezzo ai pali, bandierine subito, molto bassi i due pacchetti, prova l'avanzamento Rovigo, riesce in questo momento a spingere, Ruffolo col pallone tra i piedi, Ruffolo col pallone tra i piedi, va Rovigo, meta tecnica Rovigo, guardate la osservazione di Jacob, questo è quello che serve, sorrisi, meta tecnica, e adesso anche la conversione di Stefan Basson, per cui 13-9, qualche Rodigino, oh, buco centrale, attenzione di Pavan, il sostegno di Omson, reverse pass, pallone che vaga, nessuno se ne in possesso, c'è un vantaggio, attenzione, Viadana, Ignacio Brex, deborda, semina Torres e va in meta. Veramente difficile questa trasformazione per Omson, sembra buona però, sembra molto buona la traiettoria, calcio perfetto, 16-13, con l'inserimento di Roscoe McCann, flanker, Loro all'introduzione. Problemi in questo punto di incontro, viene scippato, lo vale Grigoro. Concentrazione dell'apertura viedanese, Argentina, classe 91. Soccorsa finisce presto. Sollecitati gli avanti. Collisioni quasi meta di Parker, la meta tecnica, poi nulla più. Ormson penso che possa entrare, sì. Ancora mediano di mischia, va a imbeccare Pavan, c'è un fuorigioco però per Rovigo. Eccolo lì, di emozioni e fibrillazione. Brian Ormson estrae dal cilindro un altro calcio interessantissimo. Viadana che riesce a trovare un'ottima spinta e un ottimo abbrivio. Punizione per Viadana sicuramente. Cicchinelli e De Marchi per Lubian, perché c'è De Marchi, forse è uscito Boggiani e non Ruffolo, perché vediamo che Ruffolo è ancora in campo. Lo capiremo fra un po'. Nel frattempo Rovigo ha un vantaggio, si sta muovendo pericolosamente nei 5 metri del Viadana. Chillon, Ruffolo, la meta del Rovigo, ma perlomeno insomma di finale in crescendo per il team di pick and go viadanesi. C'è un vantaggio per Viadana, avanti i protagonisti in questa fase del match. Gregorio, Ormson, intercetto di Denis Majstorovic, un'altra sfida, vedere un altro approccio, e Ormson, sebbene non convinto della scelta, la mette dentro. Scarico Krumov, Ormson, e qui finisce il match con il fischio di Elia Rizzo, le braccia al cielo del Viadana. Assolti gli obblighi legati alla regular season, adesso entriamo veramente a piedi pari su questo che è il Derby d'Italia, la semifinale, gara 1 di questo playoff scudetto 2016-2017. Durante gli highlights qui si parlava in studio, o meglio sul campo del Battaglini, appunto di chi ci sarà, le sorprese potenziali per George, quali saranno gli sviluppi di questo match. Simone, tu prima facevi un po' accenno alle possibili defezioni del Petrarca, c'è qualche problema di infermeria? Sì, no? C'è da verificare la condizione di alcuni elementi molto importanti, insomma, a partire dal capitano Conforti, che ha saltato l'ultimo impegno per un problema alla schiena. Bisogna capire appunto se il dolore è accettabile, se può scendere in campo in modo utile per la squadra, partendo dal presupposto che è uno che dà sempre il 100%, quindi non penso vorrà dare una goccia di sudore di meno di quello che è abituato a fare, quindi se ci sarà sicuramente perché è pronto. Maia Nicora, insomma, l'apertura neozelandese, ha sofferto un problemino al collo ancora in occasione della gara con Sandonà, ed è in fase di recupero. Secondo me l'hanno tenuto fermo domenica anche per quello. Poi insomma c'è da capire un po' chi scenderà davanti in prima linea. Zago si è fatto male, ha avuto un problema muscolare in partita. Scarsini ha giocato bene sul lato sinistro, ma non ha molte partite sulle gambe. Più sicuro sul lato destro con Irving e Rossetto, che insomma si possono giostrare equamente. Seconda, terza linea è da vedere. E anche fra i tre quarti a me è piaciuto molto il rientro in campo di Andrea Bettin,
È un elemento che secondo me mancava, è mancato negli ultimi mesi al Petrarca. È rientrato, aveva tanta voglia, ha fatto veramente una prova positiva nonostante la sconfitta. È da capire, da vedere. Sì. George, che sorpresa ti faranno? Dai, avrai una mezza idea, qualcosa? Sì, in prima linea vogliono mettere qualcuno che mi metterà in difficoltà sicuramente. Ed è giusto così, devono farlo. E vedremo, secondo me metteranno la stessa prima linea che hanno messo contro il Calvisano, che ho visto che sono andati molto bene, anzi li hanno messo proprio in difficoltà. Sì, soprattutto nel primo tempo hanno avuto predominanza. Sì, esatto, perciò secondo me sarà Scarsini, Ferraro e Rossetto, prima linea. E dopo si capirà. Poi dopo in seconda linea non ho proprio idea, però saranno gli stessi. Tanto non cambia tantissimo, diciamo che l'approccio sarà il medesimo. Poi Antonio, insomma, derby e derby, soprattutto il derby di ritorno, questo al Battaglini, probabilmente è stata emotivamente la più bella partita della stagione. Penso di sì per entrambe le squadre. Abbiamo visto un Petrarca super determinato, è venuto qui con una difesa organizzatissima, molto bravi in avanzamento, molto bravi sul placaggio, sul raddoppio del placaggio, nel senso che hanno capito quando va fatto e quando non va fatto. Questo fa veramente la differenza quando vai a difendere. Come parlavo prima con Simone, probabilmente Petrarca sabato voleva il risultato e non l'ha avuto, e questo per me può essere positivo per loro, perché arrivare ai playoff non carichi di aver battuto anche il Calvisano, ma come dire, una piccola battuta d'arresto che ti fa un attimo tornare esatto, coi piedi per terra, secondo me a loro potrebbe servire per approcciare la partita di sabato a Rovigo in maniera più performante. Simone, ma nella città del Santo com'è che percepiscono questo derby, questa semifinale, o meglio, come percepiscono anche il momento che sta avendo la Fenice Z Rugby Rovigo Delta? Tu dici l'ambiente del Petrarca? Sì, esatto. Sì. Ma sai, molti sono in parte stupiti perché insomma la qualità della rosa del Rovigo non è in discussione. Probabilmente insomma anche chi è abituato, molti ex giocatori insomma lo confermano, dopo uno scudetto è anche difficile tenersi sul punto. Quest'anno c'è stato tra l'altro un Calvisano che sul campo ha dimostrato una continuità che nessuno ha avuto, per cui ci sta, stupisce qualche battuta d'arresto che ha avuto Rovigo in questa stagione, però bisogna venire al Battaglini, insomma ogni padovano lo sa che qui c'è da sudare. C'è molta confidenza però in ambiente Petrarca, no? C'è molta fiducia. C'è consapevolezza che questa squadra può ottenere il risultato, ci sono delle precondizioni ovviamente, bisogna avere anche gli uomini giusti al posto giusto e bisogna che il piano di gioco di Cavinato funzioni, vada in porto. Ecco, George, noi come stiamo vivendo questo momento? Come la state vivendo questa settimana? Più che altro cerchiamo di mettere i puntini sulle i. Non ci carichiamo troppo perché dobbiamo stare calmi e la dobbiamo vivere un po' come una partita qualsiasi, per non andare troppo con tante emozioni in campo, perché lì magari si sbaglia troppo. Perché un'altra cosa che abbiamo sbagliato sabato è stato che molti erano emozionati, magari contro l'ex coach, così. Perciò cerchiamo di tenerci proprio calmi e sì, fare tutte le cose buone. Antonio. Posso aggiungere, guarda, scusa se ti rubo, sai, sono padovano, quindi... No, dicevo che c'è stata un po' la stessa percezione, c'è stata la stessa percezione sabato da parte di molti. Ho parlato con un po' di giocatori, anche con qualcuno della dirigenza, lo stesso Toffano me l'ha detto insomma in intervista per Il Mattino pochi giorni fa. Il segreto sarà proprio quello, cioè vincere la tensione che in una partita del genere, cioè già Petrarca e Rovigo ogni volta che si confrontano sono scintille, in più qui ci si gioca la finale. Credo che partire da proprio
il lato mentale, quindi arrivare con la giusta carica ma la tranquillità di andare in campo con lucidità senza voler uscire da quello che è alla fine un obiettivo sportivo, agonistico, sarà la vera chiave del successo. Ecco, Antonio, tu di derby ne hai visti molti, principalmente perché sei il più vecchio di tutti, per cui insomma anche anagraficamente ne hai visti di più. Quanto conta la partita d'andata, proprio nell'equilibrio generale dell'andata e ritorno? Non sono convinto ci sia una parte favorevole nel giocare la prima d'andata in casa o meno. Io credo che mentalmente nel momento in cui tu accedi alle semifinali di un campionato italiano, tu vai per giocare una finale, tu vai per vincerle tutte e due, tu vai perché devi portarla a casa, perché è il derby, perché comunque sono 160 minuti per arrivare in finale. Io penso che Rovigo, se riesce a portare a casa la partita e a rimanere sopra di 5, 6, 7 punti, il Petrarca in casa farà tantissima fatica a ribaltare il risultato. Ecco, quindi potenzialmente andare oltre il break nella partita d'andata? Non necessariamente. Non necessariamente? Cioè, nel senso, non è che devi fare un 4-0, va bene anche un 4-1, però secondo me se Rovigo riesce a tenersi un tesoretto di 5, 6, 7 punti, secondo me Padova poi al ritorno a Padova il Petrarca farà fatica. Anche perché poi se fosse così ovviamente la tensione si sposta tutta sul team di Cavinato, no? Era proprio per quello che ti ho detto così, perché poi alla fine tu vai lì e devi giocare sugli errori del Petrarca, che deve osare perché gioca in casa, perché deve ribaltare il risultato, per cui con la tua disciplina tu puoi permetterti di sicuramente non vai a giocarti il catenaccio per tenere il risultato, però metti in serio dubbio la parte nervosa del ritorno dal punto di vista dell'approccio. George, politica dei piccoli passi, step by step, quindi potrebbe essere questa la strada? Come ho detto prima, dobbiamo prima pensare all'andata e poi al ritorno. Come ha detto lui, bisogna vincere in casa, così mettiamo tutta la pressione per loro, avranno ancora più pressione in casa loro. Perciò sì, prima pensiamo a questa partita e dopo all'altra. Simone, ti vedevo Ma guarda, io ricordo nell'ultimo scudetto del Petrarca, io non lo ricordo, a voi noto, il Petrarca vinse in modo netto la prima partita con i Cavalieri e andò lì ad affrontare un ritorno in modo assolutamente tranquillo. Spazio alla tattica, in quel caso ovviamente ti puoi permettere di stare più aderente alla tua idea, al tuo piano di gioco e aspettare delle mosse. Poi ovviamente comunque è rugby, cioè bisogna, ed è un derby, quindi i ribaltoni sono sempre dietro l'angolo, però chiaramente la gara di andata secondo me ha un peso determinante. Ora, prima di arrivare nello specifico, le domande dei tifosi che hanno fatto a George Jacob, vorrei chiudere un po' questa parentesi legata alle semifinali chiedendo secondo voi appunto un pronostico anche dell'altra semifinale Viadana-Calvisano. George. Non mi interessa, secondo me Calvisano, però Viadana... L'hai vista bene sabato? Sì, l'ho vista bene, aggressivi come si deve, però Calvisano. Simo? Io credo che potrebbe essere la classica partita da veramente scarto minimo. Viadana sta salendo in modo evidente, vistoso, e Calvisano non ha nulla da dimostrare, insomma è la squadra favorita, quindi lì alla Zaffanella secondo me sarà un derby lombardo veramente tosto, giocato punto su punto. Antonio, per te? Dal punto di vista fisico sarà una partita durissima. Io ricordo il ritorno, è stata veramente una partita dura tra le due squadre, un vero derby lombardo anche quello, però mi accodo come pronostico. Alla fine insomma Calvisano ha una profondità di rosa, come diceva Simone, nonostante i cambi a Padova, insomma ti fa vedere che tutte le persone, tutti i giocatori che entrano in campo sono pronti e preparati, quindi credo che questa sarà la differenza che potrà
portare loro bene nei confronti di Viadana. Anche perché paradossalmente, visto un Calvisano del genere, comunque ha avuto solo una battuta d'arresto nel corso del campionato d'eccellenza, meglio incontrare il Calvisano in finale in una partita secca che doverlo affrontare in semifinale è molto più difficile da battere, no? Giorgio, cosa ne pensi? Ci può... La partita storta può capitare a tutti alla fine. Infatti, quello possono vincere come possono perdere, non è detto. Per me il Calvisano arriverà in finale, quello è poco ma quasi sicuro. Perciò... sia per Rovigo che Petrarca, però affrontarlo in finale è meglio, perché magari in una partita sbagliata può capitare anche Calvisano, mentre infatti, in semifinale sì, puoi sì, recuperare. Ecco. Sì. Boh, speriamo nel Calvisano, così sarà anche bello, una bella esperienza. Simone? Bah, insomma, per quello che si è visto in stagione sarebbe l'esito più logico, probabilmente anche giusto. Poi insomma nello sport il giusto, lo sbagliato lo decide il campo, quindi è tutto da vedere. Ripeto, Viadana l'ho visto in forte crescita, Calvisano ha chiaramente dalla sua l'onere del pronostico strafavorevole, almeno in questa semifinale. Lo dicevi tu, in un doppio confronto i valori solitamente emergono, almeno in una delle due partite. Partita secca è ovvio insomma che dia più spazio, però insomma quest'anno le partite quelle contro quelle forti hanno sempre vinto loro e quindi bisognerà ulteriormente andare oltre il pronostico. Antonio, sei convinto anche tu che sulla secca c'è qualche possibilità in più per Calvisano, o meglio per battere Calvisano? Sì, sulla secca sì. Insomma anche qui l'anno scorso Rovigo l'ha dimostrato, l'anno prima l'hanno dimostrato loro, con un giocatore in più a tuo favore, e nonostante tutto è fuori casa, quell'anno lì Calvisano l'ha portata a casa. L'anno scorso Rovigo è partito forte, ci credeva tantissimo e ha girato sicuramente la partita dal punto di vista mentale, l'approccio è stato positivo, sono riusciti a portarla a casa, quindi sulla secca ti puoi giocare più speranze secondo me. Tra l'altro possiamo aggiungere che alla fine, se dovesse vincere Viadana questo scontro in semifinale, la finale sarebbe o in casa del Petrarca o al Battaglini, per cui ancora un nuovo sistema, ancora un nuovo equilibrio, ancora una nuova dimensione, ma ne parleremo, avremo tempo. È il momento di conoscere un po' di più George Jacob. Ora, George, tu sei nato in Romania, sei venuto in Italia, sei cresciuto col Custorino, 2 anni a Petrarca e poi finalmente hai fatto la scelta giusta nella tua vita di vestire i colori rosso-blu. E c'è, a proposito di questa tua origine, 2 ragazzi, uno si chiama Boggia, l'altro Matteo Ferro, che dicono: puoi contare da 1 a 10 in rumeno? Certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ecco, vi facciamo anche i corsi di lingua senza pagare, cosa pretendete di più? Tra l'altro, tu hai avuto una piccola esperienza, adesso durante la primavera è stato convocato dei raduni in Romania, com'è andata? Insomma, con la nazionale è stata anche una bella soddisfazione, immagino, no? Sì, è stato bello conoscere gli allenatori, più che altro Massimo Cuttitta, che mi ha insegnato abbastanza in quel poco tempo che ho passato con lui. Per il resto non ho giocato per altre scelte. Comunque è stata un'ottima esperienza, ecco. Sì. Ti aspettavi una chiamata? Da un bel po'. Sì. Ah, ok, viva la sincerità, Sì. così che deve essere. Perfetto. Poi c'è Andrea che dice: è vero che il viaggio in Nuova Zelanda te l'ha pagato zio Turi? No. Ok. No. Possiamo salutare zio Turi? No. Beh, non lo salutiamo. Roberto ha avuto un successo sui social, Giorgio, incredibile. Leggende raccontano che riuscivi a riempirti la bocca con 15 pasticcini, tutti in una sola volta, è vero? Sì, è vero. È un campione a questo punto di vista. Alessandro, ci racconti la leggenda dell'addome? No, Non si può farlo pubblicamente. no. Saltiamo. Demetrio, è vero o è leggenda che mangi 10 È falso questo. che mangi 10 kg di pollo alla settimana? È falso. È falso, sì. Manuel, è vero che segui una dieta vegetariana? Sì, quasi. Sì, sto provando a diventare vegetariano. È da molto o Da un paio di mesi. è Rovigo che ti ha fatto cambiare idea? No, ce l'avevo in programma da un bel po'. Cioè, diciamo che nel mio futuro non mi vedo come vegetariano. È difficile il trapasso, cioè spostarsi completamente? Sì.
Poi c'è Fabio che dice, è vero che per caricarti e spaventare i piloni avversari gli urli Uz in faccia? No, però è un verso che faccio durante la palestra, durante i pesi, quando faccio palestra. Puoi farcelo? Uz. Ah, Uz! Sì. Ah, Uz nel senso proprio quando fai lo sforzo. Sì, esatto. Esce senza cioè, non lo faccio volentieri quello, cioè, mi esce proprio. È lo sfogo per concentrarsi sullo sforzo e sul movimento che fai. Tra l'altro, George, tu sei arrivato quest'anno a Rovigo, com'è stata la trattativa quando ti hanno contattato? Ma più che altro non sono stati loro a contattare me, non volevo più rimanere a Padova e ho sentito il mio ex allenatore e ha detto che qua cercano un pilone, dove è meglio di Rovigo per andare a giocare. Contento della scelta? Contentissimo, mai fatto una scelta migliore. Ah, veramente? Cos'è che ti è Veramente. piaciuto così? Tutto, dal gruppo alla città, tutto. Non me lo aspettavo. No? No, dopo 2 anni a Padova non me lo aspettavo proprio, perché lì pensano diversamente. Simone, tappati le orecchie, cos'è che pensano? No. Cosa si dice qua di Padova, lì si dice di Rovigo. E cosa dicono questi qua di Rovigo? Di tutto. Dai, non dobbiamo dirlo adesso. Insomma, loro ti stanno preservando uno scherzetto, almeno giochiamo un po' anche noi contro di loro. Dai, No, una perché anche lì falsità, una falsità. No, non si dice niente. Niente, va bene, No, perché anche lì io sono stato bene. Ok, guarda, è uscito diplomatico, capito? No, sono stato benissimo, anzi meno per alcuni motivi. Però qua stai meglio. Insomma. Qua sì, sto meglio. Bene. Sto molto più calmo e tranquillo. Ma questa è una cosa incredibile, no Antonio, che si stia tranquilli a Rovigo? Beh no dai, non è che dipende come affronti l'approccio con la città, insomma qui ti conoscono tutti, vai per strada, me lo puoi confermare Sì, anche tu. sei Insomma, accolto sei un proprio giocatore, da tutti. ti riconoscono al panificio, ti riconoscono al bar, ti riconoscono al supermercato, insomma, quindi hai degli occhi addosso, insomma, diciamo che ti devi anche comportare in un certo modo perché È ovvio. Sì, tutti ti vedono, per cui e secondo me da un altro punto di vista passare da un posto come Padova, dove la città è molto più grande e ci sono molti altri sport di livello, qui insomma vieni un po', come dire, posto un po' al centro dell'attenzione, essendo adottato la Rugby Rovigo, esatto, la fonte principale dello sport della città. Sì, poi tu non sei vedo anche una tua conduzione di vita molto privata, anche non è che ti si vede molto in giro, o sbaglio? Cerco, sì, di solito io sono un po' più privato, un po' più chiuso a volte, però mi piace anche uscire con la squadra. Sì, no, certo. Però sì, sono un po' molto chiuso. Per i fatti tuoi? Sì. Simo, ho visto che adesso George insomma si è un po' esposto, poi ha cercato di mettere a posto, mettere in ma un po' si è esposto. Il tuo ricordo di George nella sua esperienza petrarchina? Bah, sai, George è arrivato un po' così tra un po' di interrogativi, perché comunque arrivava da una squadra che aveva giocato in B, in A, poi chi è sto ragazzo che arriva, non era neanche giovanissimo, però pian pianino nel giro di, insomma, dopo, alla fine della prima stagione già si era ricavato il suo spazio, e la seconda stagione secondo me sarebbe stata la prima scelta se non avesse avuto probabilmente qualche credo anche conflitto, insomma, con la conduzione tecnica, probabilmente per qualche prestazione o per qualche scelta in campo. Quelle sono sempre dinamiche che ci stanno, credo, in una squadra, e poi un giocatore deve essere bravo a dimostrare che vale quel livello, e lui qui a Rovigo ha trovato un ambiente che, l'avete sentito, l'ha adottato, insomma. Giorgio, una cosa, in cosa sei migliorato secondo te qui a Rovigo? Come giocatore? O anche come persona, vedi te. No, come giocatore ovunque vado voglio migliorare in qualche modo, certo. Perciò anche a Padova sono migliorato, e qua sono migliorato, ho capito un po' di più la mischia, e maturando e capisci sempre di più la mischia, perché
più sei grande, più capisci. Perciò qua a livello personale mi ha insegnato molto Joe McDonald, cioè a livello di pilone destro, a quello che devo fare, quello che non devo fare, tutto. Ok. Sì. E a livello personale? Personale non sono cambiato tantissimo, sono sempre il solito ragazzo calmo e tranquillo. E che esatto. finalmente vesti la maglia giusta. Ottimo, signori, ci siamo, mancano meno di 2 giorni alla gara 1 di semifinale scudetto, il derby d'Italia che andrà in scena qui allo stadio Mario Battaglini alle 18. Accolgo anche il suggerimento di molti tifosi, mettiamo fuori i vessilli rossoblù, facciamo sentire questa attesa, facciamo sentire la gioia di un derby. A chi verrà da fuori Rovigo, ma anche da chi è dentro Rovigo, trasmettiamo, diffondiamo l'atmosfera unica del derby d'Italia. Grazie George. Grazie a voi. Simone, è sempre un piacere. Grazie, è sempre un piacere per me. Antonio, noi ci vediamo sabato. Restate sintonizzati. Buona serata. Sabato, presenti alle 18. Buonanotte.